questa lunga domenica sportiva su Video Mediterraneo. Proseguiamo, adesso continuiamo a parlare del campionato di promozione, lo facciamo insieme alla nostra Jenny, abbiamo i risultati del girone C con la relativa classifica e il commento del nostro Antonio Lapisarda, che è molto contento anche perché insomma il Città di Catania con questa bella vittoria probabilmente si candida per la vittoria anche nel discorso playoff, anche se il Belpasso è lì. È un dato di fatto, è la squadra più temuta da questo tutti quanti. Nessuno vuole giocare i playoff. La squadra che ha un è una squadra che ha un quid in più anche dal punto di vista tecnico-tattico, quindi merita la posizione, ha fatto una rincorsa lunghissima. Quindi merita veramente questo. Allora, sentiamo i risultati insieme alla nostra Jenny, i risultati di questa 11ª giornata di ritorno di oggi domenica 13 marzo. A te Jenny. Adrano Belvedere 2-2, Belpasso Atletico Pedara 1-0, Città di Catania Aci Sant'Antonio 3-1, Real Aci New Pozzallo 3-0, Real Avola Sporting Trecastagni 0-0, Real Città di Paternò Mascalucia 0-0, hanno riposato Biancavilla e Pachino. Diciamo che i due risultati più importanti di questa giornata erano sicuramente Belpasso Atletico Pedara, vittoria importantissima della squadra del presidente Minervini, ma così come era molto importante anche lo scontro tra Città di Catania ed Aci Sant'Antonio, vittoria per la squadra del presidente Pinazzo che, come abbiamo detto poc'anzi, a questo punto si candida per il secondo posto in classifica. Un po' tutti la vogliono evitare, dico bene Antonio? La vogliono un po' evitare un po' tutti. Se guardiamo la classifica già vediamo che in zona playoff si iniziano a delineare le squadre che più in forma e quelle meno in forma. Il Città di Catania, come abbiamo detto prima, ha fatto una rincorsa veramente importante. Favolosa, direi. Sì, esattamente, me ne vado le parole di bocca ed è riuscita, diciamo, a rimontare anche con l'Aci Sant'Antonio e a vincere. D'altro canto il Belpasso, gli uomini di Di Maria stanno dimostrando di essere una squadra che gioca un ottimo calcio e oggi hanno vinto contro una squadra importante che è l'Atletico Pedare. Le squadre di mister Pitatella non sono mai facili da battere, mai quindi facili. È stata una partita importante. Purtroppo dobbiamo dire che il Real Avola e il Belvedere stanno calando fisicamente. Evidentemente c'è un calo. Esattamente, perché la prima pareggia con lo Sporting Trecastagni, squadra anche valida, però diciamo che sono due squadre che hanno giocato una partita che se le sono date e le hanno anche prese, quindi bella partita, ma il calo fisico si vede anche del Belvedere. Però e infatti si vede, la classifica non sbaglia mai. D'altro canto dobbiamo dire che sono squadre che due di queste squadre sono impegnate in Coppa Italia. Sì. Real Avola viene anche da questo tonfo in casa, giorno 16, ovvero mercoledì prossimo ci sarà questo scontro che verrà Casteldaccia contro il Real Avola e il Riviera Marmi col Belpasso. In forza di questo c'è una domanda per mister D'Arigo, che diceva in un'ipotetica finale il Casteldaccia Belpasso, chi vede favorito? Però ancora prima il Belpasso deve giocare la partita con Riviera Marmi, però salvo. Della favorita nella finale, il problema è che il Belpasso non avrà vita facile con Riviera Marmi, anzi prevedo che... Parte intanto però con una vittoria, no? Certo, cioè, parte con una vittoria, giusto, è risicato un 2-1 squadra, perché praticamente, ricordando appunto la partita che ho visto all'andata, il Belpasso il primo tempo dominava quasi perché era riuscito 2-0, quel gol, quel rigore nel finale ha rimesso un po' le carte in tavola. Se dovesse arrivare in finale il Belpasso però ha una dimentichiamo, ha una chance, però dimentichiamo che il Belpasso sta attraversando anche una crisi societaria, hanno dei problemi economici come tante società comunque, però non entriamo nei particolari perché insomma ci tocca poco. Mister, sono giunte voci, però magari saranno illazioni. È vero che ci potrebbe essere un cambio societario? Sì, è molto probabile. Addirittura sapete queste cose che io non so, che io sconosco, a fine i nostri stagione informatori hanno... cambierà qualcosa nel Belpasso. Vabbè, però non diamo certezza. Non ci sono soltanto voci di corridoio. Perché le voci di corridoio possono essere tanti, questa non è la sede. Poi sai, esatta. Ettore, in queste società specialmente, non nel Belpasso solo, tante cambieranno. Vabbè, d'altra parte è quasi sempre così, ogni anno. Però una battuta veloce la devi fare sul Biancavilla. Sul Biancavilla, mi pare che ormai a 360 gradi.
stravinto il campionato. Del presidente, il mister, tutti contenti. Voglio dire solo due cose sul Biancavilla. Allora, il Biancavilla ha vinto il campionato prima per l'assetto societario, per un'organizzazione societaria fondamentale in queste categorie. Il presidente, che io conosco personalmente, ha costruito una società veramente di alto livello, ogni uomo al posto giusto, senza grandi proclami e con una squadra altamente competitiva, effettivamente. Tant'è vero che l'anno prossimo il Biancavilla affronterà l'eccellenza senza fare rivoluzioni, ma cercando di aggiustare, di mettere qualche uomo più di esperienza per rafforzare. E questa è sicuramente la scelta migliore, perché quando ci si programma i risultati arrivano. Per esempio c'è una società che sta programmando ed è il Real Città di Paternò. Il presidente Mazzamuto insomma ci mette la faccia in tutto quello che fa. È stata una stagione un po' transitoria, ancora non c'è la certezza chiaramente della permanenza nella categoria, però sicuramente credo che già dalle prossime settimane arriveranno notizie positive anche dalla classifica. La scorsa settimana abbiamo visto la prima parte riguardante appunto tutto l'ambiente di Paternò, e adesso ci guardiamo la seconda parte appunto all'interno di penalty sulla squadra guidata da mister Busetta, Real Città di Paternò. Tra mille difficoltà, tra cui le cattive condizioni del campo, Falcone e Borsellino, il Real Città di Paternò si erge a prima realtà della sua città, la città di Paternò, che sforna tanti giovani, ed è proprio su questo fronte che il presidente Mazzamuto ha puntato tutto: l'esperienza di mister Angelo Busetta, la voglia di mettersi in mostra dei giovani e tanta voglia di crescere. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Il nostro obiettivo, quello di mantenere la categoria, lo stiamo raggiungendo tranquillamente. Sono un po' rammaricato però. Si poteva ottenere qualche punto in più? Perché la squadra, per come sta giocando, per come si è espressa nel girone di ritorno, poteva veramente ottenere qualcosa di più. Siamo un po' diventati adesso una squadra, la mina vagante del campionato forse, perché riusciamo a giocarcela con tutti, sia con le big, riuscendo talvolta anche a batterle, ma purtroppo anche a perdere con le squadre di bassa classifica, quelle che magari sono impelagate con noi nella lotta alla salvezza, e perdere partite già vinte come in occasione della partita di Adrano. Un pizzico di sfortuna, il campo un po' ci ha depenalizzato nella fase iniziale e non ci sta aiutando nella fase finale, però tutto sommato possiamo dire che è positiva la stagione. Non posso che ringraziare la società, il mister per l'opportunità che ci ha dato di esprimere questo calcio in questa categoria comunque importante per il paese di Paternò. Questo Real Città di Paternò già dall'anno prossimo può pensare a campionati di altro livello? Io penso di sì, iniziamo con una programmazione importante quest'anno. Il fatto che ci siamo già affermati è importante comunque, perché siamo una società diciamo che è nata da poco, quindi è una società nuova che si sta prendendo il suo spazio, sta ritagliando questo spazio in questo campionato, e poi io penso che già abbiamo gettato le basi quest'anno per fare un campionato comunque importante il prossimo anno. Pesa, tra virgolette, il pensiero di essere la prima squadra di Paternò in questo momento? No, questo non credo sia un fardello che ci stiamo portando. Penso che abbiamo dimostrato di essere una squadra che è simpatica anche per il pubblico. Non penso che non siamo sicuramente una squadra che abbiamo dei rivali a livello né amministrativi e neanche a livello societario o comunque del pubblico. Speriamo che quest'anno otterremo la salvezza come abbiamo
iniziato l'inizio campionato come dovevamo ottenere e speriamo che andrà tutto bene in questo rush finale di queste ultime partite. Hai avuto la possibilità quest'anno di confrontarti con un allenatore come Angelo Busetta che ha calcato palcoscenici ben diversi dal campionato di promozione. Quanto sei cresciuto grazie a lui? Tantissimo, ringrazio il mister per questi miglioramenti che ho ottenuto io personalmente. E niente, il mister è un ottimo, come hai detto tu, ha avuto allenati in tante categorie molto superiori. E il mister è un'ottima persona, per me è come una figura paterna. La squadra più forte che avete incontrato sino ad ora, che vi ha dato più difficoltà? Personalmente a me la squadra che mi ha impressionato di più è stato il Real Avola, anche se il Città di Catania, il Biancavilla erano squadre sicuramente costruite per qualcosa superiore rispetto alle altre. Poi bene o male siamo stati tutti dallo stesso livello, poi per sfortuna o per altro la classifica si è un po' assestata come si trova in questo momento. Take it slow, but it's not typical. He already knows. Cosa vi dà quel qualcosa in più per continuare un progetto vincente? Parte il fatto che sono quasi tutti locali, ci sono pochi da fuori, per cui già questo vuol dire tanto, perché si conoscono tutti i ragazzi e diciamo così, lo spogliatoio c'è il gruppo e per cui questo è già un buon vantaggio. Però l'altra cosa è che sono giovani e hanno tutti voglia di crescere, di imparare a stare in campo e seguono alla lettera i consigli di Angelo Busetta, e per cui una volta che si applicano i ragazzi sicuramente non possono che fare bene. Sicuramente potevamo fare molto di più, perché la squadra era partita con dei progetti più ambiziosi, però sicuramente strada facendo abbiamo perso qualche pezzo e di conseguenza abbiamo perso dei punti per strada, però sono convinto che riusciremo a tirarci fuori e a salvarci tranquillamente, perché manca poco per arrivare alla meta, perché poi era quello che ci siamo prefissati all'inizio della stagione. Poi volevo dire un'altra cosa: la nostra società è una società giovane che è nata nel 2008 e di conseguenza con dei sacrifici da parte del Presidente e tutto lo staff, che siamo pochi. Noi vogliamo sempre crescere e rafforzarci, se c'è la possibilità di entrare a far parte di qualche altro dirigente, a far parte di questa nostra famiglia. Noi siamo una famiglia cresciuta e di conseguenza cerchiamo sempre di avere persone al nostro seguito. E se noi facciamo dei risultati sono convinto che il pubblico ci seguirà. È chiaro che quest'anno è stato un anno così che va sottolineato, pieno di sacrifici, perché noi mettiamo oltre all'impegno anche i sacrifici, abbandonando famiglie e di conseguenza anche mogli e tutto quanto. I ragazzi devo dire che sono incomiabili in questo, perché sono riusciti a dare e ad esprimere quello che noi volevamo. Sicuramente alla fine di questo campionato, il prossimo campionato sarà un campionato che ci permetterà di fare un buon campionato rispetto a questo, perché la squadra è ambiziosa e il Presidente pure vuole attingere per arrivare ai playoff per il prossimo anno. E penso che con l'ambizione che ha il Presidente sicuramente il prossimo anno si allestirà una squadra per puntare ai playoff. Paternò oggi rimane una delle poche realtà che non ha il campo in sintetico, e questa chiaramente potrebbe essere una delle soluzioni più semplici da adottare, semplici ed efficaci per riportare il bel calcio in una grande città, in una grande realtà che ha bisogno anche di un campo in buone condizioni. In bocca al lupo dunque alla
la squadra del presidente Ivan Mazzamuto per quanto riguarda il proseguo del campionato. Adesso parliamo del girone D del campionato di promozione, però prima do il benvenuto all'allenatore del Motta Sant'Anastasia, ovvero Filippo Ruggeri. Buonasera mister, ben trovato. Grazie. Motta Sant'Anastasia o Motta Sant'Anastasia? Motta Anastasia. Preferiamo tutti Motta Sant'Anastasia. Girone D lo facciamo insieme alla nostra Jenny con i risultati di questa giornata, l'11ª di ritorno. Canicattì, Polisportiva Palma 3-1. Licata, Aragona 1-0. Macchitella Gela, Marina di Ragusa 3-0. Ragusa, Comiso 4-0. Ravanusa, Atletico Caltanissetta 1-0. Santa Croce, New Team Ragusa 3-2. Nissa, Casteltermini 2-0, ha riposato Atletico Gela. Allora, sia la Nissa che il Licata vincono e quindi vanno a braccetto verso questo campionato di eccellenza, però probabilmente il Licata dovrà passare attraverso il discorso playoff. È un campionato duro anche questo. Oggi se vediamo la classifica dalla regia, c'è stata la Nissa ha fatto una vittoria importante dedicata a Gaetano Capodici, ex centravanti del Nissena anni 60. Partita emozionante, ora alla Nissa mancano 2 vittorie per poter essere matematicamente in eccellenza. D'altro canto il Licata tiene il passo e spera in un passo falso della Nissa. Vittorie importanti anche in zona playoff del Ragusa e del Canicattì, che si rifanno sotto, sono lì vicine al Licata e sperano anch'esse che il Licata faccia un passo falso. Certo. Sono tutte quante là raggruppate e ormai la zona playoff è bella che la griglia è definita. Delineata. Certo, a questo punto bisogna lavorare per la migliore posizione in prospettiva sul discorso degli scontri. No? Salvo D'Arrigo, guardando un po' la classifica, certo Licata e Ragusa sulla carta erano partiti probabilmente per vincerlo questo campionato, poi si sono ritrovati questa Nissa che ha furoreggiato, questo Canicattì che a dicembre ha cambiato tutto con Falsone ed è già al 13° risultato utile consecutivo, a dimostrazione che qualche giocatore in queste categorie quando ce l'hai ti fa la differenza. Certo, hanno dei giocatori di categoria superiore, la Nissa poi ha bruciato tutti con una partenza sparatissima, certo. Ha vinto non mi ricordo quante partite consecutive, 13 partite 13 vittorie consecutive, record quasi nazionale. Ha fatto un po' quello che il Biancavilla nel girone C, per cui le altre hanno dovuto arrancare il distacco, anzi poi ha avuto un leggero calo. Sì, però adesso sono sempre 7 punti. Certo, quindi con tutti i punti che aveva attenzione perché il Licata, ormai mi pare che... Salvo, però è anche vero che il Licata, seppur al secondo posto, ha una voglia matta di ritornare in eccellenza. Certo, e guarda un po', questo faceva una riflessione, guarda un pochettino la classifica nei primi posti, Nissa, Licata, Ragusa, Canicattì, Atletico Gela, tutte società nobili decadute che facevano parte dei campionati di un calcio che contava fino a qualche anno fa. È vero, è vero, è vero. Bene, allora abbiamo chiuso la parentesi del campionato di promozione, salutiamo il nostro Antonio Rapisarda che rivedremo però quando parleremo di calcio professionistico con sala stampa di penalty. A tra poco. A tra poco allora. Ci lanci la pubblicità, cara Jenny? Restate con noi, torniamo solo tra qualche istante. Pubblicità. Siete in diretta come al solito con Video Mediterraneo, potete seguire questa trasmissione così come l'intera trasmissione domenicale che è una vera e propria maratona sportiva sul sito di Video Mediterraneo www.videomediterraneo.it e se volete potete anche seguirci dalla piattaforma Sky sul canale 823. Voglio salutare quello che sarà anche il conduttore di Penalty Futsal, ovvero il nostro Alessio Patti. Ciao Ettore, Ti buonasera. vedo pimpante Alessio, come mai?
Saranno i colori. Bene, bene. Sempre felice tutto pronto di per il penalty futsal? Assolutamente so sì. Che hai due ospiti molto interessanti oggi. Sarà una bella puntata dove parleremo di giovani più nello specifico. Benissimo, sono contento, anche perché quando dobbiamo parlare di giovani dobbiamo parlare anche e soprattutto con le categorie più basse, quindi parliamo di prima e seconda categoria. Per esempio, una domanda che voglio fare al mister del Motta Sant'Anastasia è quella legata al settore giovanile. So che avete un buon settore giovanile, voi disputate il campionato di prima categoria, siete ritornati un po' nel calcio tra virgolette che conto dopo qualche anno che vi ha visto assenti. Come va mister? Questo settore giovanile vi sta aiutando, vi sta dando una mano d'aiuto anche in prospettiva prima squadra? Sì, infatti i ragazzi, abbiamo tanti ragazzi, noi, tutte le categorie, dai pulcini a salire, infatti io sto disputando una categoria con ragazzi cresciuti da noi. Ed è giusto che sia così, mister, è giustissimo. Bene, parliamo subito della prima categoria, poi continueremo anche a parlare con il mister perché insomma questo Motta Sant'Anastasia è sicuramente una società che ha un blasone, meriterebbe qualche categoria un po' più importante, però poi questo lo approfondiremo successivamente. Il girone che trattiamo per prima è il girone A. Alessio. Palermo e Trapani. Ettore, oggi era una giornata estremamente interessante perché si scontrava la prima contro la terza e la seconda contro la quarta. Quindi Atletico Ribera Salemi finita per 0-0, si ferma quindi il Salemi, ne approfitta la seconda in classifica che balza a un punto dalla vetta. Di questi due scontri diretti approfitta anche Ettore lo Sciacca che nella settimana appena trascorsa ha anche cambiato il proprio tecnico. Lo Sciacca vince per 3-0 contro lo Strasatti e vola a 37 punti, ancora quinto, pari merito col quarto posto in classifica, a -6 dal primo posto ed è pronto quindi per tentare un rush finale. 6 punti nelle ultime 4 giornate purtroppo sono un malloppo veramente pesante da recuperare, però è chiaro che la forza del roster dello Sciacca non è di certo non è di certo da poco. E con il cambio tecnico si spera nella scossa giusta per dare quel quid. Vorrei rivedere di nuovo la classifica del girone A del campionato di prima categoria, perché effettivamente comunque queste tre squadre sulla carta hanno tutte e tre una chance, no? Parliamo del girone A del girone A di prima categoria. Sì, esatto. Salemi a quota 43, abbiamo visto il Cianciana a 42 e l'Atletico Ribera a 40. E ti dico di più, Ettore, perché per come è andata la partita di Ribera poteva tranquillamente finire con una vittoria dei padroni di casa e quindi avere addirittura a 4 giornate dalla fine un terzetto in vetta a quota 42 punti, a dimostrare l'equilibrio che domina in un girone davvero interessante. Mentre nel girone E diciamo che il Calatabbiano sulla carta e con un piede e mezzo in promozione. Sì, Ettore, abbiamo tanto parlato del progetto del Calatabbiano l'anno scorso. Perché ogni anno a Calatabbiano si parla di progetti, vincono il campionato e poi l'anno dopo retrocedono, perché insomma forse programmano poco. Mi auguro che da questa stagione incominceranno a programmare. Guarda Ettore, è chiaro che l'anno scorso loro hanno... Nel frattempo stiamo vedendo la classifica del girone A. Ma siamo già passati al girone A. Lo scorso anno il Calatabbiano aveva costruito una squadra per vincere il proprio girone, è arrivata seconda, ha vinto i playoff e poi si è fermata nello step ultimo per accedere al campionato di promozione. Non è riuscito quindi il salto di categoria, quest'anno è ripartito da dove aveva finito. Questi risultati? Quindi, esattamente, con il Calatabbiano vittorioso e quindi è chiaro, Ettore, che il progetto Calatabbiano può chiamarsi tale perché se fosse una realtà traballante quest'anno non avrebbero potuto confermare ciò che di buono avevano costruito lo scorso anno. Quindi sei ottimista? Sì, i punti adesso sono 7, la matematica potrebbe con un po' di fortuna arrivare già dalla prossima settimana, se no bisogna solo aspettare domenica 3 aprile, in ogni caso il Calatabbiano ha più di una mano sul campionato di promozione. Sono 4 le squadre per quanto riguarda la zona playoff: Ciclope, Bronte, Giardini, il Milo e anche il Città di Aci Catania.
Catena, ma che deve guardarsi bene. Assolutamente Ettore, oggi il Città di Aci Catena aveva una possibilità importante per staccare definitivamente il Real Adrano e avvicinarsi alla coppia di seconde Giardini Naxos e Ciclope Bronte. Quindi con una fava poteva prendere 2 piccioni, questo non è riuscito, perché ora il Real Adrano non solo è a un punto dal Città di Aci Catena e minaccia il 5º posto, ma Ciclope Bronte e Giardini Naxos si sono portati a +8 sul 5º posto, quindi è a serio rischio una delle 2 semifinali. Mister, forse in questo girone c'era qualche chance in più per fare qualche punto in più rispetto al girone dove insomma quest'anno vi hanno inserito, perché vedo squadre un po' più abbordabili, o sbaglio? È un altro girone, giustamente, sono squadre giustamente più quadrate. Il nostro girone però non è un bel girone. È un bel girone, però voglio dire, è anche vero che qualche squadra quest'anno vi ha distanziato notevolmente, forse era più facile partecipare a questo girone dove c'era appunto il Calatabbiano. No, noi distanziati del girone di andata, nel ritorno noi ci siamo ripresi alla grande. Perché dovete salvare la categoria? È normale, giustamente. Bene, no? L'obiettivo nostro è salvare la categoria già all'inizio di campionato. Ah bene, allora quindi sotto però questo poi c'è stato campionato qualche l'avete già vinto problema. allora? L'avete già vinto? Sì, abbiamo fatto 14 punti, io ritorno, non ho perso neanche una partita ancora, ho fatto 5 pareggi e 3 vittorie. Tra l'altro soltanto 3 gol. Uno di questi 5 pareggi oggi in uno dei campi più difficili del girone, quello dell'NB Mister Bianco. Ora il mister potrà raccontare ciò che è successo. Però prima volevo chiudere sul girone E, lo voglio fare insieme al nostro Salvo, che è un profondo conoscitore di moltissime squadre che partecipano soprattutto in questo girone E, perché quando parlo di Calatabbiano conosci la realtà di Calatabbiano, quando parlo di Bronte conosci Bronte, quando parlo di Giardini Naxos conosci Giardini Naxos, a te ti manca solo la panchina, poi per il resto conosci tutto. La tuta l'ho rimessa. Però credo quello che dicevi sul fatto un po' della differenza, ma anche in questo girone, io credo che conoscendo un po' la realtà di Calatabbiano, Giardini, hanno investito anche parecchi soldi. Immagino. Aci Catena per esempio ha voluto mettersi in gioco il presidente Ponticello. Perché è una società che viene da Catania, era in seconda categoria, ha preso lì, si è trasferita. Rappresenta Aci Catena. Rappresenta Aci Catena, che ha un grosso passato, e mi pare che anche se non dovesse proprio arrivare a disputare i playoff, tutto sommato ha fatto un campionato positivo. La delusione forse Randazzo, non so se sei d'accordo. Sì, Randazzo perché squadra retrocessa, però è che negli ultimi anni fra Randazzo e l'altra squadra, Randazzo, ormai mi pare che sono un po' in caduto libero. Un po' tutti. È un paese dove il calcio lo stanno un po' dimenticando. Sono finiti i soldi da parte delle amministrazioni, diciamolo pure, noi lo diciamo da tanto tempo a Penalty. Da tantissimi anni. Insomma, il mister del Motta Sant'Anastasia ce lo conferma, tu che sei un profondo conoscitore della realtà dilettantistica. Si è passato, si sono capovolte le situazioni. Tanti soldi prima, pochi soldi zero adesso. Una volta erano veramente tante amministrazioni comunali che finanziavano le società. Sì, avrei potuto fare anch'io il presidente. Ecco, lo potevamo fare anche noi. Mentre oggi è un po' il contrario, perché le società devono pagare i campi. E questa purtroppo. Le trasferte. A Motta per esempio pagate il campo voi? Questo no, anzi il comune ci sta vicino onestamente. Non fa pagare niente, tutto quello che ci vuole, anzi si mette a disposizione. A Motta non ce l'abbiamo onestamente. Voi siete l'unica realtà tra l'altro, a Motta, è importante, quindi non avete neanche la nel settore giovanile non avete concorrenti. Già questo salutiamo tra l'altro Zuccarello che è il vostro responsabile. Sì, è responsabile della scuola calcio, da tanto tempo. Salutiamo Zuccarello che è stato per molti anni mio avversario nei campi, ma con una grandissima e meravigliosa sportività, così come con Salvo. Ci siamo incontrati spesso. Battagliato con il vero senso dello sport, dico bene Salvo? Infatti è rimasta un'amicizia tale. Ci dobbiamo fermare perché poi tra l'altro abbiamo l'ultimo girone, se non sbaglio, no? Gli ultimi due, il girone F e il girone G. Bene, allora Jenny, sportivamente te lo dico in maniera molto garbata, ci lanci la pubblicità? Sì, ricordo comunque sempre il numero telefonico 336 92 07 27, in modo che potete restare in contatto con noi, i nostri ospiti qui in studio, e mettete un like sulla pagina Facebook Penalty, Sala Stampa di Penalty. Torniamo solo tra qualche istante, pubblicità.
rientrati in studio per l'ultima parte di penalty, parliamo ancora di prima categoria, adesso parliamo del girone F e abbiamo anche il mister del Motta, per cui ci potrà dare insomma qualche ulteriore chiarimento su questo girone che ha visto ancora una volta il D'Agata trionfare addirittura fuori casa. Sì, esatto Ettore, non cambia nulla in vetta nel girone F perché vince il D'Agata fuori casa, vince il Militello 3-0 fuori casa, vincono anche le Aquile Calatine con un punteggio più simile allo sport a Mecaro, il futsal, con un 6-3, davvero pirotecnico. Quindi non cambia nulla, tutto rimandato, le sorprese sono rimandate alla prossima settimana e quindi 44 punti comunque, 4 di vantaggio sul secondo posto, diventano davvero pesanti ogni giornata che passa. Perfetto. Mister, allora questo Motta che oggi ha pareggiato in un campo difficile, come ha detto bene poc'anzi fuori diretta il nostro Alessio, a Mister Bianco non è mai facile portare via punti, voi l'avete fatto, quindi a dimostrazione che vi siete ritrovati dove nella parte iniziale c'era stato qualche piccolo sbandamento, vi siete ritrovati nel momento giusto perché avete insomma pian pianino risalito in classifica, certo ancora un po' titubante, però insomma respirate almeno, no? Che dice? Sì, mister? sì, ma infatti noi il giorno d'andata abbiamo chiuso ultimi soltanto. E quindi? Abbiamo giustamente fatto 14 punti tutto da 8 partite, quando invece l'abbiamo fatto 8 punti all'andata 12 partite. E quindi giustamente avete veramente cambiato il vostro percorso. Ma infatti noi in casa abbiamo battuto anche il Militello, abbiamo andato con l'Aquile Calatine a pareggiare 2-2 e in casa abbiamo sono battuto... punti pesanti perché gli altri poi magari possibilmente hanno difficoltà a fare questi punti. Infatti non è facile fare punti con queste squadre, è difficile. L'ha già incontrato il D'Agata? No, adesso giochiamo con Callentini, l'altra ancora, dopo la sosta di Pasqua giochiamo con il D'Agata. Sperando che il D'Agata sia già a buon punto, perché poi diventa una partita importante per voi. Noi non guardiamo non la prima neanche l'ultima, noi giochiamo, stiamo facendo il nostro campionato onestamente. È giusto che sia così. Inutile che noi guardiamo la prima o l'ultima, noi ci dobbiamo salvare e stiamo cercando di andare a prendere giustamente i punti per salvarci. Certo, anche perché lì a Motta, insomma, il calcio adesso che è ritornato con il vostro bel settore giovanile, insomma, deve avere un bel progetto di continuità, no? Che dice? Sicuramente sì, quest'anno stiamo cercando infatti di salvarci e poi l'anno che viene cerchiamo di compattare le cose giustamente per andare avanti e fare qualcosa in più di quest'anno. Chiaro. Salvo, sai benissimo che loro hanno una bellissima realtà a Motta, soprattutto con il calcio dilettantistico, anni fa il Motta era una bella realtà, ha fatto la promozione con ottimi risultati, sono usciti anche diversi giocatori che hanno fatto bene nei campionati dilettantistici, poi negli ultimi anni si era un po' dissolto, si era un po' smarrita, io dico smarrita. Ma smarrita perché tutte così succede. Succede, certo, anche per notevoli difficoltà sempre economiche. Salvo una battuta finale su questo girone, mi pare con che la classifica che rimane fissa, D'Agata in testa, e il Militello crash finale, però il D'Agata con quei 4 punti a poche giornate dalla fine. Quasi fatta secondo te per la quasi, però deve stare attento perché ha ancora qualche partita un po' insidiosa. È vero. E chiudiamo con il girone G, dove probabilmente la settimana prossima conosceremo ufficializzeremo più che altro. Conosceremo la squadra che ha vinto questo girone intenso comunque. Cingeremo con i giusti meriti uno Sporting Eubea che ha fatto davvero un grande campionato, 12 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, nelle ultime 4 giornate manca solo l'ufficialità, un solo punto per vincere il girone G. Oggi ha passeggiato con il Solarino. Assolutamente sì, un 5-0 che è più eloquente che mai, 2-0 del Vittoria, si ferma invece il Floridia. Per quanto riguarda questo girone bisognerebbe più parlare della zona playoff e forse Ettore anche qui abbiamo lo stesso che vale per gli altri gironi, una semifinale che probabilmente non si farà e probabilmente si passerà direttamente alla finale tra Vittoria e Floridia, perché tra il Floridia e la quarta in classifica vi sono ben 9 punti. Quindi anche in questo caso già delineata un po' la griglia per la parte finale del girone. Bene.
Ti ringrazio Alessio. Noi ci vediamo dopo. Ci rivediamo con te a partire dalle ore 22:15 con Penalty Futsal. Non ci vuoi anticipare i tuoi ospiti? No. Perfetto, so soltanto che sono 2 allenatori vincenti. Assolutamente sì, stanno facendo un grande campionato e do un indizio, sono secondi nei loro gironi. Benissimo, grazie ad Alessio Patti, con lui tra poco a partire dalle 22:15 con Penalty Futsal, che parlerà solo ed unicamente di calcio a 5. Voglio congedarmi anche con i miei graditissimi ospiti, mister Ruggeri del Motta Sant'Anastasia, FC Motta, come FC Motta, volete bravo. che... Grazie della spontaneità. Il minimo che potevamo fare, poi quando si tratta di realtà che hanno fatto anche in un certo senso la storia del calcio dilettantistico, soprattutto nella provincia di Catania, è una cosa importante, voglio dire. La cosa che è essenziale, sportività, è continuare con i giovani, mister. Soprattutto i giovani. Perché se non ci sono quelli, non c'è futuro. Bravo. Non c'è futuro. E mi fa piacere che lei nella sua squadra fa giocare molti giovani. Bravo. In questo senso è sicuramente la formula vincente. Sì, infatti io ho giocato la domenica con 5 juniores, 4, 3. Oltre i limiti quelli stabiliti dalla federazione. Sono 2 i limiti, io gioco con 4, 5. Bene, sono assolutamente d'accordo, sposo appieno questo progetto dell'FC Motta. Saluto anche Salvo D'Arrigo, che ho ritrovato in perfetta forma. Sì. Perché quando devo parlare di calcio dilettantistico e non solo, io credo che insomma Salvo ha la qualità e l'esperienza per farlo ad alta voce. E ci tiene ancora giovani questo sport, nonostante tutto, ci tiene ci ancora deve giovani. Tenere giovani, e guai se non fosse così. Panchina, prossima stagione? E vediamo cosa succede. Lasciamo, guarda che noi di penalty portiamo fortuna. Certo, lo so. L'ultimo esempio lampante è stato quello di Rigoli, settimana prima da noi, la settimana successiva sappiamo benissimo cosa ha fatto ad Agrigento. Io aspetto con fiducia per la prossima stagione ormai. Promozione giovanile, eccellenza. Quello che capita, guarda, io basta che sto dentro un campo di calcio, per me va benissimo. Hai lo spirito giusto, bravo a Salvo D'Arrigo, prestissimo di nuovo anche qui a Penalty. Voglio salutare anche la nostra penaltina che ci lascia, perché tra poco arriverà la bella Federica. Grazie Ettore, è sempre un piacere stare con voi, ci vediamo domenica prossima. Certo, e poi non dimentichiamoci che arriverà Pasqua, il giorno 27, il giorno di Pasqua faremo una puntata speciale che sarà dedicata interamente al torneo Etna Sud di calcio giovanile, perché tutti i campionati sono fermi e quindi è giusto dare spazio ai giovani. Grazie alla nostra Jenny, complimenti ancora. Allora, che dirvi? Rimanete incollati sulla TV, rimanete incollati sul canale 11 e sul canale 823 di Sky. Dopo la sigla ci sarà lo spazio pubblicitario e poi subito di nuovo in diretta per parlare del calcio professionistico. Parleremo naturalmente del Palermo, parleremo del Catania, parleremo dell'Agrigento, parleremo del Messina, ed è giusto parlare anche del Trapani, che quest'anno sta disputando un eccellente campionato di Serie B. Rimanete con noi su Video Mediterraneo, tra poco sala stampa di Penalty.